Mamma mia, un as. Mamma mia. Amici bellini, dai, io voglio troppo bene a questa squadra, come devo fare? C'ho proprio l'emozione, vai. Bobotta! Mamma mia, subito! Prepotente! Bello Mertens. Dai Lozano, che io ho detto una cosa oggi. I miei amici bellini lo sanno. 2 amici bellini lo sanno. 3 amici bellini lo sanno. Vai, vai. Cielo, ce l'hai? Mica male questo colpo di testa. Mertens. Maronna mia, che bellezza. Dimmi che non è fuori gioco. Lozano. Era fuori gioco. Era fuori gioco. Bravo Bobot. Bravo Lozzi. Eccolo. Esatto. Continua. Senza fa fall. Bravo. Ma c'è sempre Bobotta. Bravo Lozano, dai. Bravo Mario Rui, bravissimo. Buono. Richiama. No, non giallo, ma comincia a richiamare. Bravo. No, ci stava il giallo. Se tu la palla non la vedi proprio è male. Bravo Anghissà, l'ha pensato, va bene, fa niente. Non ve lo segno però, troppo alto. Ragazzi, loro si prendono il rischio del fazzolettino. Noi pressione alta e la dobbiamo riconquistare. Raccomà. È morto Di Lorenzo, ecco qua, doveva succedere. Politano! Addormentarsi! Dai Poli! Madonna mia! Non via la rete! Fare gol! Non mi piace. È una lagna. Come a Messico 86, conquistali tutti. Niente. C'è! No! Brutto, confuso. Eccolo! Troppo, è finita la porta. È finito il campo. Bravo Mertens! Dai! Oh! Bravissimo Lozano! Bravo! Eccolo! No! Driss! Mannaggia! No, vabbè, incredibile. No, è incredibile proprio. Non ci credo. Facciamo conto che non ci credo proprio. Ma cioè, Juan Jesus la prega. Cioè, non lo so se ci rendiamo. Vabbè, è proprio follia assoluta. Dai, con cazzimma! Quello la tocca. Ma quando approfittiamo di queste cacate? Dai, Zambone, è spinto. No? Telecronista inglese ha detto una bump nella schiena, l'ha avuto. Vediamo. Si avvita lo Botka, si avvita. Questo è tutto il replay che ci volete far vedere? Fatemi capire, non si può vedere un poco meglio? No, È arrivata l'ammonizione per Mario Rui, che salta la... Ma ragazzi, che fate? Mi lasciate i like consolatori oppure i like perché nel secondo tempo l'abbiamo ribaltata? Fatemelo sapere voi nei commenti, perché qua si sfiora la tragedia, Vabbè, ovviamente me la devono spiegare la sostituzione di Mertens. Spalletti me la deve spiegare, perché ho visto botte prese da Zielinski, botte prese da Di Lorenzo, ho visto Anghissà un po', capito, un po' svogliato, come vedete, che perde palla. Mertens l'ho visto benissimo, quindi deve aver avuto qualche problema. Dai, no, cazzo, bello Lozano. Dai Poli. Sì, Lozano. No, fuori gioco, no. Intanto, amici bellini, io l'avevo detto, per pochi centimetri di polità. Vabbè. Bravo Bobotta. Maronna mia. Fino in fondo. No, incredibile che non ha segnato. Gol mangiato, clamoroso. Vai Patagnone!
Bravo Zambo. Ma dai, nessuno. Ragazzi, non facciamo scherzi, non facciamo scherzi. C'è il gol. Ha chiamato spinta a Petagnone. No, questi replay non aiutano. Replay che non aiutano. Ma che voglio Elmas là in mezzo. Ci vuole Elmas. Mario Rui, dai, alla mano. Mano Rui. Mano così. Mario Rui, bravo. No. C'è Zelinski. Che hanno chiamato il fallo al contrario, aiuto. Signor arbitro, ci devi far giocare però, Se non ci fai giocare perdiamo. È così. Bravo Zelinski. Segna! Mannaggia. Sta cominciando ad assomigliare allo Spezia dell'anno scorso. Stanno aumentando gli XG. E perdetemi. Jesus! Bravo Mario Rui e bravo Babotta. Bravo Petagnone. Zelinski! Mamma mia! Straight up on the play. Vabbè, ciao. Ancora centrale, ragazzi. Unas! Io spero che tra 10 minuti devo dare ragione a Spalletti per questi cambi incomprensibili. Elmas! Nessuno che si fa vedere, è uno schifo! Mamma mia, un as! Mamma mia! Dai, che cacchio! È Di Laurentiis! Marietto Rui, mamma mia! Nella giornata in cui puoi recuperare 2 punti sull'Atalanta che frena contro il Genoa, che è una squadra scandalosa, tu perdi con lo Spezia. O rigore, niente, no, niente. Adesso Manai resta a terra che ti fa male. Applausi a Di Lorenzo e basta. Veramente basta. Vabbè. Va bene. Complimenti allo Spezia e ai passanti che sono venuti sul canale a guardare come vado in freva. Gli amici bellini dovrebbero combattere con dei like, ma che vi chiedo i like? Non c'è niente da likeare, dovreste likeare a me, ma questa squadra qua proprio no. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.